Miglio per cavalli di 5 e 6 anni, Atlantide, Arcobaleno, Zosca e Tual, Anita Spritz, Zero Gravity, Zax Club in prima fila, Anastasia dei Rum, Rilana, Zenith del Ronco e Zumba Piz in seconda. Pronostico aperto con Zosca e Tual e Atlantide tra le più attese. Intanto macchina che accelera. Veloce Zosca e Tual supera in breve Arcobaleno, mentre all'esterno è molto svelta anche Zero Gravity. Zosca e Tual però fa buona guardia, ribatte all'offensiva di Zero Gravity che cerca di accodarsi in seconda posizione davanti ad Arcobaleno, operazione che però per il momento non riesce. S'era sotto Arcobaleno e così rimane al largo Zero Gravity dopo 200 metri in 14,5. Numero 1 Atlantide, Intanto Atlantide finisce a squalificato. tabellone e siamo al completamento dei primi 300 metri di gara. Insiste al largo Zero Gravity, ma ovviamente Zosca e Tual una volta al comando corre in testa e quindi 29,1 per i primi 400. Comunque primo quarto di gara molto sollecito. Zero Gravity all'esterno, Arcobaleno in seconda posizione lungo la corda, poi la progressione di Zenith del Ronco che va direttamente in scia a Zero Gravity. 45,1 per i primi 600, appena da 1,15 appena abbondante. I primi 600 metri di gara davanti alle tribune, continua a guidare Zosca e Tual, Zero Gravity all'esterno, alla corda c'è Arcobaleno, poi la terza ruota di Anastasia dei Rum che ha dovuto venire via in terza ruota dalla coda per venire a correre. Zero Gravity comunque ancora al sediolo del battistrada Zosca e Tual. Anastasia dei Rum fatica a questo punto a progredire, ancora in terza ruota, 1,16,5 il chilometro iniziale. Perde qualche battuta Arcobaleno mentre rimane tonico all'esterno Zero Gravity, 400 alla conclusione, 14,4 il parziale, sempre leader Zosca e Tual. Zero Gravity può sistemarsi ora in schiena mentre all'esterno Anastasia dei Rum cerca nuovamente di progredire. Numero 4 Tanto Zosca e Tual Anita ha preso Spritz, margini di vantaggio al squalificato. completamento della piegata, 3 lunghezze all'ingresso addirittura d'arrivo. Zosca e Tual nettamente in testa, sprinta ancora Anastasia dei Rum a centropista insieme a Rilana, finale con Zosca e Tual che vince comoda, mentre per il secondo Rilana ha ragione probabilmente di Anastasia dei Rum e di Arcobaleno. 1,15,2 con 30 a chiudere. Ritorno al successo per Zosca e Tual, Filippo Monti, Lorenzo Baldi al training. Bel percorso di testa per Zosca e Tual che taglia nettamente per prima il traguardo mentre finisce bene a centropista Rilana. Vedete che piega di precisione Anastasia dei Rum e Arcobaleno.